Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una piccola splash in cui parleremo di angeli. Ma cosa sono questi angeli? Chi li ha inventati? Chi li ha portati su questo pianeta? E tante cose che riguardano gli angeli. Ma prima di fare questo, il vostro maestro vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Illegale, al canale YouTube del vostro maestro iniziale, di venirci a trovare nei nostri gruppi social dove abbiamo un gruppo che stiamo rilanciando del nome Radionica Radiestesia Tarologia e Hermetismo, siamo più di 1450 ed è gratuito iscriversi. I link sono sotto qui in descrizione. Poi abbiamo un gruppo che si chiama I Casti Sacerdotali, sempre su Face. E sempre gratuito. Il Maretto Veneziano ha fondato il sito è capitano.altrevista.org, link sotto in descrizione se ti vuoi andare a scaricare 20 ebook di radionica radiestesia con tanto gratuiti, con tanto di spiegazioni. Il vostro magnete veneziano vi dice che ne hanno già scaricati 150.000 e il vostro magnete veneziano ha sempre regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici, 40 radioestesici con tanto di istruzioni gratuiti. Poi, nel stesso sito, il Degana Magnete Veneziano, propongono anche una sezione shop dove si possono comprare dei prodotti esoterici, tra cui anche questo ciondolo amuleto magico dal costo di 150 euro più 10 euro di spedizione. Bene, qui sopra il numero di telefono per Telegram, se volete un consulto privato a pagamento, 20 euro 45 minuti. Iniziamo un po' a parlare di questi angeli. Quando sono approdati? Quando sono stati nominati? Allora, la Chiesa Cattolica più o meno dal 1000 d.C. ha incominciato a parlare di queste forme, queste forze. Poi verso il 1600 gli hanno appiccicato intorno le ali a queste forze, ma nella realtà a noi ci sono giunte queste conoscenze tramite un gruppo misterico, se si può chiamare così, dei cabalisti. I cabalisti hanno sempre saputo che sono sempre esistiti, no? Queste forze, e la Chiesa Cattolica li ha chiamati angeli, no? Questa comunione, questo trend union con la Keter, con Dio, no? Quello che noi chiamiamo Dio. Ma bisogna fare una distinzione. La Chiesa Cattolica li ha antropoformizzati, cioè li ha resi con una figura umana. I cabalisti li hanno sempre chiamati come forze, no? Questi angeli, gli hanno dato sempre il nome di angeli, ma per loro non avevano una forma umana, avevano una forma, come si dice, di forza, di energia, di potenza, no? E ogni angelo ha una doppia polarità, è bravo e cattivo, è giudice ed è consolatore, è vendicatore ed è giustiziere. Allora, il problema è non tanto dell'angelo, no, della forza, che ci è giunta fino a noi, questa conoscenza, non tanto tramite la Chiesa di Stato, ma tramite il gruppo misterico dei cabalisti. I vari nomi non sono stati dati dalla Chiesa di Stato, ma dai cabalisti che esistono dalla notte dei tempi. Ogni volta che il mondo, l'umanità si resetta, nascono nuove tipologie di religioni, ma i cabalisti come gruppo misterico ci sono sempre, no? Perché è l'anima prima. Quindi, quando noi ci avviciniamo in un gruppo social o ascoltiamo il guru di turno, no, che pontifica su queste forze, se il personaggio ha delle energie basse, e visto che un angelo ha doppia polarità, sia negativa che positiva, a dipendenza di chi lo va a chiamare, se è a forza bassa, attirerà l'angelo Michele, faccio un nome esempio, no? E non si presenterà l'angelo Michele magari buono, ma si presenterà l'angelo Michele con la polarità negativa. Quindi bisogna sempre stare attenti a chiamare questi angeli, perché, come ho spiegato in altre pillole, se voi siete un gruppo di 1500 persone, no? Io capisco che 1490 sono stinchi di santo, ma le altre due magari, o le altre 10 magari, non lo sono. E si rischia, no, di chiamare giù un'entità, no, il doppio negativo e non il positivo.
Quindi quando si parla di angeli, no, non bisogna pensare a quelli con le alette che dal 1500-1600 hanno preso forma nella Chiesa di Stato, ma bisogna pensare che sono delle forze, no, che poi la Chiesa di Stato ha antropoformizzato, poi dopo qualche centinaio di anni gli ha messo le alette, le ha fatte diventare biondi con gli occhi azzurri, e sono delle forze che hanno una doppia polarità e a dipendenza delle qualità animica che richiama questa forza, scende quella tipologia di forza. L'angelo è sempre lo stesso, la forza è sempre la stessa, ma a dipendenza di chi lo chiama, dell'esoterista, del mendicante, come si dice, del mendicante che prega, no? Perché insomma queste preghiere sono solamente forme di mendicanza, perché nella realtà l'angelo, se si trova davanti alla forza positiva, fa esattamente quello che gli chiede la forza positiva, non ha bisogno di essere mendicato. Ma quando una persona nasce, non viene istruita su queste forze e viene costretto a essere un mendicante, no? Perché non so, ha un karma brutto, si è rotto la gamba e comincia a pregare il San Michele che gli venga a dare una gamba nuova. Ecco, in quel caso lì il karma è già negativo, lui richiama un'energia, chiaramente con la polarità negativa, e va a finire che si rompa anche l'altra gamba. Adesso questo è un esempio molto largo, ma per farvi capire che gli angeli, tra virgolette, esistono, ma non sono gli angeli colorati, non sono gli angeli che li chiami col citofono e vengono giù dalla settima dimensione, ma sono gli angeli che il gruppo misterico dei cabalisti ha sempre tramandato ogni volta che si risettava il mondo, e le nuove religioni che poi sono nate come la religione in stato, che è un miscuglio, un mix di tante religioni dopo 400 anni che era morto quello che chiamavano il Cristo, e da quel momento lì, no, cucendo, ricucendo, sono nate queste forme, no, antropoformizzate di angeli, no? Quindi ricordatevi sempre, quando cercate la forza di un angelo, ricordate che ha una doppia polarità. Se voi siete bassi, non chiamate l'angelo Michele con la polarità positiva, ma va a finire che vi chiamate anche quella negativa. Bene, cari amici, grazie per avermi ascoltato. Questo è solamente tanto per spiegare qualcosina sugli angeli, perché vedo che c'è un po' troppo di, come si dice, New Age che toglie quel sapore di conoscenza che la gente dovrebbe avere. Grazie, cari amici, alla prossima. Ciao.